Sindaco, una importante riunione oggi per affrontare un gravissimo problema che è quello della mancanza d'acqua. Come penserete di quali soluzioni avete in mente? Ma innanzitutto è chiaro che la situazione è abbastanza complicata, sono diverse le criticità che dobbiamo affrontare e quindi dobbiamo porre in essere una serie di interventi che chiaramente non possiamo attivare da soli. Abbiamo la necessità di avere un confronto immediato, un aiuto innanzitutto alla Regione naturalmente e anche se necessario la protezione civile. Sono diverse le ipotesi che stiamo analizzando, quindi anche l'assemblea di oggi è importante per individuare quelle che potrebbero essere le scelte migliori, anche perché ormai siamo vicini all'estate e quindi abbiamo la necessità di avere soluzioni di breve periodo. Abbiamo lavorato tanto per risolvere i problemi nel medio-lungo periodo, però in questo momento è necessario trovare delle soluzioni a brevissimo. Come e perché si è arrivati a questa emergenza? Ma si è arrivato a questa emergenza perché lo sappiamo da anni che il tempo è cambiato, il clima è cambiato, quindi si parla anche nel prossimo futuro di una vera e propria desertificazione. Il tempo è cambiato, il clima è cambiato e quindi anche noi dobbiamo trovare delle soluzioni innovative. Prefetto, un momento importante questo, con una crisi emergenza idrica, insomma, purtroppo non solo per Agrigento ma per tutta la Sicilia. Ecco, diverse le proposte, tra cui anche quella di far riaprire il dissalatore ad Agrigento. Queste sono proposte sicuramente a lungo termine. È chiaro che un dissalatore non si riapre, specie quando è in disuso da molti anni, in tempi brevi. Quindi bisogna cercare altrove le soluzioni. Intanto teniamo presente che il Governo nazionale sta affrontando il tema probabilmente in termini emergenziali. Questo ci darà più poteri e più possibilità di agire e darà alla Regione anche una libertà di movimento e di finanziamento che ha il suo peso. Dopodiché le soluzioni vanno cercate nella ricerca di tutte le fonti d'acqua presenti già sul territorio, perché il territorio sì, certamente è in siccità, ma esistono ancora delle fonti, delle scaturigini che possono essere utilizzate. Nella equa ripartizione delle scarne risorse esistenti, in modo da evitare di prosciugare per esempio i bacini lacustri che verrebbero danneggiati irreparabilmente, devono mantenere comunque un minimo di quantità d'acqua. E chiaramente tutto questo verrà fatto senza, tener conto di eventuali personali suscettibilità. L'acqua è di tutti, deve essere distribuita in maniera equa, deve essere distribuita fra tutti secondo i bisogni e se c'è da fare sacrifici si deve chiedere a tutti lo stesso livello di sacrificio. Nessuno deve essere svantaggiato, quindi lavoreremo su questo. L'assemblea dei sindaci si è riunita, come è giusto che sia, per affrontare il problema dell'emergenza idrica. L'emergenza idrica, che non è un problema di Agrigento o della provincia di Agrigento, ormai è un problema nazionale e la Sicilia purtroppo in questa triste graduatoria ha le prime posizioni per la dichiarazione dello stato siccitoso dei suoi territori. È chiaro che AICA è un'azienda che gestisce il servizio idrico, ma gestisce l'erogazione dei turni idrici quando l'acqua c'è. Se l'acqua manca i nostri invasi sono già ai minimi storici, è chiaro che si allungano le turnazioni, è chiaro che aumentano i problemi per le singole famiglie. AICA sta cercando di porre rimedio a questo stato emergenziale, stiamo cercando di trovare delle soluzioni a breve e a medio termine, perché certamente affrontare l'estate in queste condizioni procura parecchie perplessità e parecchie preoccupazioni. Quindi ben venga questo incontro dell'Assemblea dei Sindaci nella speranza che si possa trovare tutti insieme una soluzione per tamponare questa emergenza. È chiaro che non si può più ragionare in compartimenti stagni, cioè ogni sindaco deve essere pronto ad affrontare il problema di tutto il territorio, non quello del proprio singolo comune. In questa nuova ottica forse riusciremo a trovare delle soluzioni adeguate. Un problema serio quello della distribuzione idrica, dove Agrigento sta già scontando le sue pene, Sindaco. Sì, è veramente serio il problema, siamo arrivati a toccare il fondo, la crisi idrica è arrivata ai minimi termini ormai
È vero che c'è una problematica di cambiamento climatico, però c'è anche una problematica di riuscire a reperire nuove risorse idriche a 360 gradi. Una proposta che io porterò avanti oggi con l'assemblea dei sindaci, nell'assemblea dei sindaci, è quella di poter immediatamente ripristinare i dissalatori di Porto Empedocle, perché a detta dei tecnici le condotte sono funzionanti, basta soltanto cambiare modulo. Certo c'è un impegno di spesa notevole e personalmente mi rivolgerò al governo nazionale, anche perché ho interloquito più volte con il governo regionale e anche loro stanno lavorando per darci una mano d'aiuto, però naturalmente penso che il governo nazionale può ascoltare questo grido d'aiuto che viene dalla Sicilia, perché il problema è dell'intera Sicilia.